La città veneta diventa, alle soglie del Rinascimento, di fatto, la capitale culturale della superstite Grecia cristiana. A Venezia, intorno al Cinquecento, con l'affluenza di opere d'arte e artisti dalla Grecia, si sviluppa una singolare produzione artistica, quella post-bizantina. Una scuola nella quale gli elementi bizantini si fondono con la tradizione occidentale. Questa, a pochi passi da Piazza San Marco, è la chiesa di San Giorgio dei Greci, la maggiore chiesa di culto ortodosso dell'Occidente. Di fianco alla chiesa, in questi edifici, la scuola di San Nicolò dei Greci, sede dell'Istituto Ellenico, centro di studi delle relazioni veneto-bizantine. All'interno, il Museo delle icone bizantine e post-bizantine, uno dei documenti più significativi e singolari della cultura ellenica in Europa. Per icona si intende genericamente dal greco immagine. Più specificatamente il termine icona indica un'immagine religiosa cristiana orientale, dipinta su tavola. L'arte delle icone si è sviluppata nel mondo greco già nei primi secoli d.C. Centro propulsore fu Bisanzio. Figure piatte, fondo laminato in oro, atteggiamento immobile fortemente ieratico. Questi i caratteri fondamentali dell'icona. Il valore dell'icona non può essere disgiunto dalla complessa religiosità cristiana ortodossa. Per gli ortodossi vi è un legame divino che conduce dall'immagine al modello originale. Un modello unico, ideale, assoluto. Da qui l'apparente fissità e ripetitività delle icone. Fissità e ripetitività determinate da leggi, forme, canoni che l'artista è tenuto a rispettare. Immagini che non richiamano la varietà dell'umano, la realtà delle forme, come è avvenuto nella nostra pittura, ma rivelano gli sforzi degli artisti di allontanare le loro rappresentazioni dal mondo terreno. Ricerca della perfezione, e la perfezione è immutabile. Icona come oggetto di profonda venerazione. La forte devozione ha spesso voluto rivestire l'icona di una lamina d'oro o d'argento, lasciandone scoperti solo i tratti essenziali. Questa di Venezia è una delle più importanti raccolte di icone. Si tratta di opere che fondono i caratteri tipici dell'icona bizantina con quelli della cultura occidentale e in particolare quella veneziana. Opere di pittori cretesi, per lo più realizzate fuori Venezia. La maggior parte proviene da luoghi lontani, dalla Grecia, dall'Oriente, da monasteri e chiese di rito ortodosso. La matrice sempre la stessa, la scuola cretese che unisce Occidente e Oriente, umano e divino. Di questo crocifisso della prima metà del Trecento non si conosce l'esatta provenienza. Gli atteggiamenti della Madonna e di San Giovanni, che si portano la mano alla guancia, richiamano lo stile bizantino, come pure il corpo del Cristo, inclinato verso sinistra. Mentre il volto sofferto di San Giovanni e la concretezza plastica della Vergine rimandano alla pittura dell'Italia del Nord. Molte le opere di pittori cretesi ignoti del Cinquecento, nelle quali è evidente la fusione dei caratteri bizantini con quelli veneziani. In questa rinviano alla tradizione bizantina la simmetria dei personaggi, le loro proporzioni e gli oggetti simbolici. L'influenza italiana è visibile negli aspetti figurativi, le nuvole, le teste degli angeli.